14ª edizione, la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, dal 24 settembre sino al 1° di ottobre, un viaggio a bordo di una nave alla scoperta delle più belle peculiarità napoletane. Antonio Salamandra. Presentata alla Camera di Commercio di Napoli la 14ª edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, evento identitario itinerante transnazionale che si pone l'obiettivo di portare nel Mediterraneo e non solo il meglio del patrimonio identitario napoletano. Dal 22 settembre al 1° ottobre numerosi artisti, tra cui Gino Rivieccio, Francesca Marini, Toni Tammaro, Massimo Masiello, per portare nel Mediterraneo a bordo di una nave da crociera la cultura napoletana che piace a tutti. Il turismo crocieristico che porta qui milioni di passeggeri, solo che dobbiamo fare in modo, come dicevo qualche giorno fa, di far discendere i turisti che rimangono a bordo alle navi, ma farli scendere non per farli vedere solo Piazza Municipio, perché Napoli ha dei posti eccezionali, bellissimi. Dobbiamo fare in modo di organizzare delle visite guidate per portargli a vedere quei luoghi che non sanno che possano esistere. È l'unico evento di cui una città si può dotare, è un evento itinerante, culturale, transnazionale, perché in realtà noi da 14 anni portiamo Napoli in tutti i porti del Mediterraneo. Qualcuno può pensare, visto il nome, che sia solamente una passeggiata tra amici, ma in realtà è molto di più, perché in realtà noi da 14 anni portiamo in tutti i porti i migliori artisti napoletani e la migliore artisticità napoletana. È un'occasione per ritornare sulla nave e soprattutto per divertirmi, far divertire e insomma offrire un francobollo per quanto mi riguarda di sorrisi e cultura napoletana.